Una banda di ladri in trasferta, con decine di precedenti di polizia e con una caratteristica ben precisa: per spostarsi da una città all'altra utilizzavano una Jaguar nuova fiammante. Impossibile non farsi notare. Proprio questo probabilmente è costato le manette a 3 nomadi residenti tra le province di Bergamo e Brescia. La banda è stata arrestata dai carabinieri a Rosà domenica sera lungo la provinciale 47. Poco prima i nomadi avevano messo a segno un furto all'interno dell'abitazione di un rappresentante di commercio di 48 anni residente a Castelfranco, in Borgo Treviso. Dalla sua abitazione erano stati rubati vari capi d'abbigliamento, denaro, gioielli, un iPad e altri oggetti di valore. Tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata. Decisiva la rapidità con cui il padrone di casa ha segnalato il furto ai carabinieri, segnalando la Jaguar dei ladri. Le ricerche della fuoriserie, che risultava intestata ad un cittadino marocchino, sono state altrettanto veloci grazie all'impegno del comandante della stazione di Castelfranco, il maresciallo Antonio Currò. Sì, nonostante il giorno di festa e la pioggia battenti, siamo riusciti nel giro di pochissimi minuti a organizzare una vasta battuta e a mettere in campo tutti gli uomini disponibili, intercettando i 3 arrestati a Rosà, in provincia di Vicenza. Vistisi braccati, si sono lasciati ammanettare. I 3 nomadi pluripregiudicati con numerosissimi precedenti penali provenivano da Bergamo, si spostano con auto di grossa cilindrata, in questo caso una Jaguar, con la quale è stato facile raggiungere Castelfranco Veneto. La vittima, visto che c'era un rapporto di conoscenza con il comandante della stazione, lo ha subito avvisato. Da lì sono scattate immediatamente le ricerche.